Una partita eccezionale del Valdagno che spugna il Capanino per 5-2. Luca Chiarello, come all'andata avete sostanzialmente dominato, tantissime belle azioni, Barozzi ha salvato tanto, però questo Valdagno viaggia. Ma noi questa sera siamo venuti qua, abbiamo preparato bene la partita, sapevamo che era una partita molto molto difficile in una pista dove perdono tutte, però noi l'abbiamo preparata bene e è andata come doveva andare. Come hai detto te, Barozzi migliore in pista, poteva finire con molti più gol, però alla fine i 3 punti ci permettono di stare tranquilli e di pensare a martedì, che abbiamo una partita importantissima a Lodi per la Coppa e quindi siamo fiduciosi, ma sempre però con molta attenzione, perché questa squadra qua, se gioca con l'attenzione, può fare qualsiasi tipo di risultato, come ho già detto altre volte, mentre se pensiamo di dover giocare così come va, le prendiamo da tutti, possiamo prenderle, come ho già detto, anche dall'ultima classifica. Quindi il nostro compito, mio e di Massimo Caneva, è quello di mantenere i ragazzi super concentrati.